Signori, è arrivata la comunicazione ufficiale del Napoli a riguardo di tutte queste polemiche. Volevo fornì, ma quando c'è la pausa è inevitabile. E quindi andiamo a leggerlo questo comunicato che secondo me è interessante, ma poi c'è un particolare che sta sfuggendo a tutti, sia a Conte che a De Laurentiis che ai tifosi dell'Inter. Cominciamo! Oggi il codino non viene benissimo. Sergio Mazza, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie a tutti. Lasciate un like per un ulteriore approfondimento per quanto riguarda, prima di tutto vi voglio ringraziare, quindi lascio io il like a voi per il successo che hanno avuto gli ultimi due video, in particolare il penultimo un po'. Ci sono tanti tifosi avversari ed era inevitabile quando si fanno polemiche, ma mi interessava il video di ieri che è di pura analisi tattica con un dettagliuccio che tutti mi hanno scritto il Napoli di De Laurentiis si è visto il video eccetera eccetera. Ora questa è una mezza battuta, non so se si vedono i video troppo lunghi, però io avevo detto mandatelo al Napoli per Conte e così. Questo passaggio, la Juve fece un comunicato ufficiale, esprime tutto l'appoggio all'allenatore, anche Pirlo e Nedved che si erano lamentati delle decisioni arbitrali. 5 partite incriminate secondo Conte, e fanno il dossier degli errori arbitrali secondo la Juve, che allo sfogo di Conte susseguì l'appoggio della società. Io non lo so se il Napoli appoggerà Conte in questo sfogo, so che De Laurentiis è andato a Los Angeles e a quanto pare il passaggio è stato raccolto, o mi hanno ascoltato oppure siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché oggi è arrivato tutto ciò. Ho letto da Los Angeles, proprio chi diceva che De Laurentiis sta a Los Angeles, ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c'era. Ma soprattutto le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto. Il VAR è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c'è un errore arbitrale, gli addetti al VAR devono chiamare il direttore di gara, altrimenti si blocca la crescita del calcio e si alimentano i sospetti. Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il VAR. Esatto, presidente, è qua poi il punto che dobbiamo spiegare. Per quale motivo non dovrebbero ricevere indicazioni da chi può vedere cosa succede in campo con l'ausilio della tecnologia? E qua c'è il cortocircuito. Caro Aurelio, Conte ha esplicitato concetti sacrosanti, gli stessi che io sostengo da anni, punto esclamativo. È necessario fare in modo che non si alimentino sospetti e dubbi, e il rispetto, come ha sottolineato Rocchi, deve essere reciproco per evitare, come ha detto lui, che si incendi il campionato. Bisogna anche sottolineare che l'arbitro dovrebbe essere scevro da qualunque condizionamento psicologico. Questo è un passaggio importante perché noi l'abbiamo saputo poi dopo, che ogni volta che gli arbitri vanno al VAR e devono correggere una decisione perdono punteggio e quindi non sono invogliati ad andare al VAR, che invece spesso il condizionamento che spesso c'è tra arbitri di campo e arbitri di VAR. Là vale anche la personalità, il curriculum. Se al VAR c'è un arbitro più importante di te lo ascolti, se tu invece non lo consideri dici vabbè, ho visto io, là è male. Credo sia sotto gli occhi di tutti la necessità di mettere a punto un nuovo regolamento del VAR per evitare decisioni disomogenee che, ripeto, non farebbero altro che alimentare la teoria del dubbio. È noto, oltretutto, che spesso gli arbitri in campo non sono favorevoli all'intervento degli arbitri del VAR perché le correzioni, ecco quel punto lì, delle loro decisioni gli tolgono autonomia e credibilità. Oltretutto gli tolgono soldi, perché se poi si abbassa il punteggio e vengono scalati magari in Serie B o si fanno un turno di riposo, perdono dei soldi. E infatti Mariani adesso ci fanno sapere, si fa un bel turno in Serie B, che vuol dire che il sicuro non c'era. Andiamo avanti. Tuttavia, di fronte ad episodi eclatanti, errori palesi, il VAR deve intervenire almeno richiamando l'arbitro alla visione di quanto è accaduto al monitor. Questo per il bene del calcio. Questo pure è un passaggio fondamentale, perché io non ce la faccio a chiamarlo. L'America è una bellissima donna. Se riesci a farci l'amore, sei ripagato. Se non ci riesci, errore, visto che loro l'hanno esplicato così, no? Che il protocollo, il chiaro ed evidente errore.
Il chiaro ed evidente errore, secondo la mentalità dell'arbitro, è quando tu arbitro hai visto un tocco che non c'è, cioè se non c'è proprio il tocco, oppure magari il difendente tocca il pallone prima della gamba e lì c'è il chiaro ed evidente errore. Visto che il tocco c'è e l'arbitro vede il tocco, il protocollo si difende dietro il fatto che non è un chiaro ed evidente errore. Il problema serio è che il chiaro ed evidente errore è quando loro parlano di colpo sulla gamba, che avviene al contrario, prima di tutto, perché è Dumfries che va sul piede di Anguissa, che Anguissa non sta intervenendo su Dumfries è dietro, Anguissa si mette davanti al pallone e lì capisce questa dinamica un arbitro che magari ha giocato a pallone, un VAR che sa che tu ti metti davanti e non lo guardi proprio l'avversario, non lo pensi, a protezione del pallone. Poi se vedi tutti i replay si vede che quando Dumfries arriva con la gamba, il piede di Anguissa è moscio, e quindi non è Anguissa che sta intervenendo, ma è Dumfries che colpisce il piede di Anguissa. Ma quello è il tocco. Quando c'è il tocco tra le due cose, come fai a dire chi ha fatto quale tocco di chi? Ecco perché si possono confondere le acque e dire non c'è chiaro ed evidente errore. Ma il punto è un altro. Dobbiamo ascoltare il VAR, perché poi mi sono lasciato prendere, volevo dirvi una serie di cose. Domani magari andiamo live, che devo preparare un video solo per gli abbonati. Vabbè, poi dopo con calma. Ringrazio Ricise che me lo manda e dobbiamo ascoltare un attimo. Rigore. Ok, fammi vedere se c'è il rigore. Fermo, no, non sto scherzando. Pallone lui non lo gioca. Già c'è un problema. Il VAR dice il pallone lui non lo gioca, cioè non lo tocca, ma sta giocando il pallone. Entrare a protezione del pallone, mettersi davanti è giocare il pallone. Andiamo avanti. Non prende palla, assolutamente. Basta, Guarda, qua Mariani dice a Di Lorenzo non prende palla e Di Lorenzo risponde ma che c'entra non prende palla? Spiega la dinamica del calciatore. Gli prende il piede, sì, guarda da questa esattamente da quella, gli prende il piede. E qua il VAR sta intervenendo, c'è il silent check, stanno controllando e confermano la visione di Mariani, dice gli prende il piede. Di conseguenza il problema non è che il VAR non è intervenuto e non può intervenire, il problema è che il VAR è intervenuto e ha confermato. Questa non mi piace, quella di prima a velocità normale. No, state troppo vicini, ragazzi. Poi ci sono alcune immagini che loro tra di loro, quelli del VAR, dice questa immagine non mi piace, prendimi quell'altra così. E perché non ti piace? Perché in questa immagine qua si vede che lui si mette proprio davanti. Lasciamo perdere, là c'è la cultura del sospetto, lasciamola perdere. Ok, rigore confermato, adesso controllo l'APP. Insomma, il rigore è confermato. Ora io non lo so se nel momento in cui l'idea, perché qua il VAR acceso che parla con l'arbitro, che controllano le loro immagini e confermano la visione, non c'è il fatto, l'intensità, non può giudicare l'intensità, sono tutta una serie di cose che sento spiegare, che state spiegando, ma che non c'entrano con tutto questo. Avete visto una cosa per un'altra, come in Atalanta vedono che il movimento così, ma quello sta davanti, quello che gli salta, e che c'entra? E quindi non lo so se il challenge cambia questa cosa qua. Sicuramente se tu sei convinto della bontà del tuo intervento fai meno polemiche, perché adesso si fa polemiche su tutti gli interventi, ma se tu devi sfruttare il challenge e hai paura di perderlo, se tu non sei convinto non vai a protestare, se sei convinto costringi l'arbitro che ha un nome. Questa è la differenza col challenge secondo me, visto che è il VAR. Noi non sempre diciamo quelli che stavano al VAR e diciamo i nomi. Il VAR ha detto così, è una voce dietro uno schermo. Mariani ha un volto. Quindi se tu costringi Mariani ad andare a rivederlo con le immagini che il VAR ti dà a disposizione, e magari tu che stai chiedendo il challenge spieghi anche il perché vuoi farlo rivedere, perché gli spieghi la dinamica e dici guarda, Anguissa lo dovrebbe spiegare proprio il protagonista, dovrebbe andare da Oriali per esempio o da Conte a dire guarda la dinamica è questa, io ho fatto così perché. Lo dici a Mariani, Mariani lo vede, poi Mariani ascolta anche il parere di Dumfries e il parere magari di Inzaghi, che però sia Inzaghi che Conte a quella distanza, ma cosa hanno potuto vedere con 1000 corpi di mezzo? Quindi non dovrebbero nemmeno protestare più di tanto. Ho letto Conte che dice ma state scherzando? Ma tu che hai visto, Conte?
È normale che in quel momento tu vai a prescindere a favore della tua squadra, ma quelli che stanno a pochi centimetri che l'hanno visto, i protagonisti ne possono parlare. Quindi stiamo andando un pochino oltre il discorso il VAR non può intervenire, il protocollo. Qua il VAR è intervenuto e ha confermato una decisione molto discutibile, chiamiamola molto discutibile, perché è grigia. Come è grigia quella di Politano Empoli, se volete, ma per me quella è sacrosanto. Politano chi le si mette avanti, e non parlate di step on foot che non c'è, perché quello gli mette coscia e coscia. Adesso stanno passando in cavalleria una serie di cose. Qua Conte non ha parlato, ma Conte non ha parlato perché comunque il rigore con l'Empoli c'era. Rendetevi conto. A parte che non avrebbe parlato lo stesso perché lo conosciamo. Insomma, io sono abbastanza soddisfatto che il Napoli non abbia lasciato Conte da solo in questa storia. E quindi il comunicato che mi sembra scritto bene, ci sta questa cosa che non è stata ben considerata, che il VAR effettivamente è intervenuto, ma è bene che Conte non sia lasciato a se stesso. Tra l'altro oggi altre smentite, questa non l'ho trovata ufficiale né sul Twitter del Napoli né sul sito del Napoli come comunicato ufficiale. Può essere che il Napoli abbia chiamato qualche giornalista internamente per farla smentire, perché si parlava di Manna ha parlato sul futuro di Osimhen con giornalisti turchi. La nostra porta è chiusa, dice, alla trattativa per Osimhen, il Galatasaray non ha il budget, tutta una serie di cose, e poi la SSC Napoli smentisce le dichiarazioni attribuite sul futuro di Osimhen, ritenendole totalmente prive di fondamento, quindi smentita immediatamente. Ma tant'è, oggi doveva giocare Anghissà, però Tribuna, non so, e vi chiedo scusa se era squalificato, se era indisponibile, se ha qualche problemino, o se doveva riposare, perché potrebbe essere semplicemente quello. E abbiamo gli altri impegni da seguire dei giocatori del Napoli, soprattutto proprio soprattutto domani Belgio-Italia, perché c'è Meret, panchina probabilmente, Raspadori, vediamo se gioca insieme alla punta, Buongiorno, vediamo se si è guadagnato, perché tra Bastoni, Calafiori, Buongiorno non gioca mai, Di Lorenzo che gioca sempre, e c'è Lukaku, chissà se giocherà Lukaku. Quindi domani Belgio-Italia, e stavo pensando di andare live post partita per fare un'analisi veloce di Belgio-Italia e soprattutto per salutarci, per tenerci un po' in contatto durante la sosta. Poi il 15 toccherà a Rachmani, agli scozzesi e a Rafa Marin con l'Under 21, il 16 tocca a Lobotka, Kvara e Olivera, il 17 torna l'Italia contro la Francia e torna il Belgio, il 18 gli scozzesi McTominay contro Zielinski, il 19 Lobotka, Kvara, Anghissà e Rafa Marin, e il 20 all'ultimo a tutto Olivera col Brasile. E noi sappiamo, oggi poteva uscire anche un video, se non ci fosse stato questo comunicato ufficiale del Napoli, il video poteva essere Ranieri, sarà Ranieri contro Conte, perché la Roma si affida a Core de Roma, quindi non è proprio una scelta, lo so, il paragone vuole essere facile, il paragone con Napoli, Garcia, Mazzarri, Calzona, adesso De Rossi, poi Juric, poi Ranieri, sono un po' mischiate. Diciamo che noi di questi tempi stavamo sostituendo il primo degli allenatori, non già il secondo. Il Napoli non era in condizione di classifica come lo è la Roma adesso, il Napoli era quarto, era in zona Champions quando esoneravamo Garcia e chiamavamo lo zio, l'amico di famiglia Mazzarri a traghettare, quando in realtà bisognava allenare, bisognava essere credibili. Mentre adesso la Roma, può essere pure che gli serve un allenatore che sa stare in quelle zone calde della classifica, non è paragonabile a Mazzarri né a Calzona, perché lui è Core de Roma, è come dire un Montefusco che però le ha vinte le cose della sua carriera, perché tra la Premier League, tra salvezze impossibili, Ranieri ha una credibilità. E quindi ricompatterà sicuramente il gruppo sotto questo punto di vista. Poi saranno discontinui, questo viene da una base di società sfilacciata, debole, non presente, questo è sicuro. Però hanno fatto una scelta che almeno l'ambiente concepisce rispetto a un Juric per prendere i trofei, che non aveva proprio senso. E si parlava di Montella, allenatore che conosce l'ambiente come Ranieri. Ecco, lì sarebbe stata scelta calzoniana, cioè
un allenatore che già ha la nazionale, che viene il part-time, ma non potevano mai prenderla, adesso ci sta la National League, deve fare le partite, era impossibile con le tempistiche. Signori, da New York, Valerio Fluido è tutto, live domani, video esclusivo per gli abbonati, oggi, domani, vediamo quando esce, ma non vi preoccupate perché i video esclusivi per gli abbonati poi si sbloccano dopo un tot di tempo. YouTube mi deve dare il permesso praticamente per sbloccare, e faccio questo video per gli abbonati anche perché non tutti gli abbonati sono con me nel gruppo Telegram, non dovete averlo per forza, e quindi un piccolo contenuto extra per ringraziare tutto il vostro supporto da sempre. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like finali sono gratis sia per gli abbonati che per gli iscritti normali e anche per quelli che non sono iscritti, pensate. Lasciare di una vita